Rudy Garcia a un passo dall'esonero dopo il tracollo casalingo contro l'Empoli. Andiamo quindi ad ascoltare quelle che sono le opinioni dei tifosi del Napoli in merito all'addio imminente del tecnico francese. Allora, finalmente si è presa la giusta decisione. Secondo me non era l'uomo adatto, oppure aveva le idee molto confuse, o non era molto amato dai calciatori. Speriamo che adesso arrivi qualcuno con le idee molto chiare, perché una squadra così non può giocare in questo modo. Forza Napoli! Cannavaro, Tudor o Mazzarri? Io allora, visto il tipo di squadra che ha il Napoli, sarei più propenso per Mazzarri, perché già mi sto immaginando come potrebbe essere letale il Napoli con una squadra ben coperta e con tutti i contropiedisti che tiene, Osimhen, Lindstrom, Kvaratskhelia, insomma, giocatori veloci in attacco potrebbero avere la meglio su tutte le difese. Secondo me Mazzarri, anche perché ha una certa esperienza. Gli altri non mi sono tanto simpatici, nonostante Cannavaro sia napoletano, insomma. Per la loro juventinità. Per il passato no, ma anche perché secondo me non hanno esperienza. Poi Tudor mi è sempre stato un po' antipatico. Viva Mazzarri! L'ultima, un suo messaggio d'addio per Garcia che ormai sono ore. Ma Garcia, guarda, non lo so, non è che ti voglio male, ma ci hai rovinato un campionato, insomma. Ci hai rovinato un campionato, hai distrutto una squadra, ma io spero che tu abbia fortuna altrove, ma qua certamente non hai lasciato un buon ricordo. Garcia secondo me è stato già con la Fiorentina lo dovevano mandare a casa. Adesso è troppo tardi. Speriamo che prenderanno un buon traghettatore. Io sono del parere di prendere a Cannavaro. Tudor o Mazzarri? No, no, no. Cannavaro Tudor perché? fanno un altro Cannavaro per traghettare il Napoli fino alla fine del campionato. E poi L'errore più grande di Garcia qual è stato? l'errore più grande di Garcia ha voluto fare tutto di testa sua. Perché quella è una squadra, ci voleva solo una piccola manutenzione. Dovevano giocare a memoria. Poi spalle lui ha voluto cambiare tutto e ha sbagliato. Garcia ormai a un passo dall'esonero, cosa ne pensa lei? E penso che il Napoli ha perso tempo, doveva andare via almeno un mesetto fa, quando c'è stata la partita con la Fiorentina. Doveva approfittare della sosta del campionato e trovare un nuovo allenatore. Diciamo che abbiamo perso tempo, ma meglio tardi che mai. Tudor, Mazzarri, Cannavaro, chi li piace di più? E io sinceramente Tudor o Mazzarri preferisco più Cannavaro. Provare Che ieri era in tribuna. che ieri era in tribuna e già mi è sembrato strano vederlo prima della partita di fianco a De Laurentiis. Io L'errore penso più che grande di Garcia qual è stato? è quello di non continuare un po' la strada iniziata da Spalletti, di voler fare qualcosa di suo, poi diciamo è andato un po' nel pallone, visto che gioca In tutti i sensi. in tutti i sensi, perché anche nei cambi, anche quando metteva la squadra in campo, le scelte che ha fatto, le scelte durante la partita non mi sembrano da allenatore di Serie A. La sconfitta con l'Empoli è servita a questo, a toglierci questo personaggio dalle scatole, che sinceramente ci stava portando in una situazione proprio brutta. Noi ci eravamo abituati troppo bene l'anno scorso, chiaramente, però questa è stata secondo me la cosa positiva della sconfitta di ieri. Speriamo solo che trovino qualcuno un poco migliore. L'errore più grande di Garcia qual è stato? Quello di non, secondo me, secondo il mio modo di vedere da tifoso 75enne, che non ha, cioè lui è venuto qua, ha trovato questa situazione, doveva continuare con quella, anche se le sue idee sono diverse. Penso che questa cosa qua la pensino tutti. Tudor, Do- Mazzarri o Fabio Cannavaro? no, Mazzarri, tra i tre. Tudor non mi convince, non lo so. Ho sentito ieri sera alcune trasmissioni televisive, si parla di Tudor in pole position, però sinceramente Cannavaro non ha tanta esperienza, quindi tra i tre che mi ha detto lei, secondo me il più adatto è Mazzarri, che conosce anche l'ambiente e quindi potrebbe risollevarci un pochettino. L'unico problema ci ha rovinato, ci ha intossicato questo scudetto. Purtroppo
se ne deve andare al più presto possibile, se no andiamo male. Il suo errore più grande qual è stato? E dei cambi che fa, che cambi proprio a Paraschena, tante persone che lui mette fuori e mette i giovani, giustamente i giovani devono fare carriere, ma giustamente anche le persone con un po' di esperienza devono giocare, questo è il motivo. Se potesse dirgli qualcosa prima del suo addio, cosa gli direbbe? Andarsene al più presto possibile da Napoli. Cannavaro, Tudor, Roma, Zagro, al suo posto. Mazzaro, perché già sa qualcosa del Napoli. Cannavare sì, è vero, è ancora presto per lui fare allenatore del Napoli. Con un tifoso francese a Napoli, con tanto di cappello del Napoli, what is your opinion about Garcia that it's been sacked by Napoli? I think it's a good thing because Garcia was very problematic as well in France, in Lyon and Marseille. And in France, we don't understand really why Napoli was taking Garcia. So I think it's a good thing that they can change and maybe take Igor Tudor or something or someone else. And what is, in your opinion, the biggest mistake of Garcia in Napoli? I think with the issue that there was with the dressing room and some issue with some players and with the different and in the tactical, yeah, you can't really recognize last year's team, so I think it will be better for Napoli. Last question, farewell in French for Garcia. Say again? Farewell in French. Farewell? Goodbye from you. Yeah, au revoir Garcia. Il sport non ne capisco molto, però dall'allenatore precedente a questo di adesso secondo me se ne deve andare sicuramente, perché non lo vedo che ha tattiche di gioco, i giocatori è come se li mettesse a casacci in campo. Il suo errore più grande qual è stato? Il suo errore più grande secondo me non ti so spiegare bene, ma fare discussione secondo me con Osimhen e tutto, perché è come se avesse rotto lo spogliatoio così. Cannavaro, Tudor, Roma, Zarri al suo posto? Io vedo più Mazzarri, il gioco di Mazzarri, il gioco di Mazzarri lo vedo più deciso. Bravissimo. Innanzitutto buongiorno a te. Cioè, può essere una bravissima persona, però altre persone stanno cercando contrarietà, ce l'hanno con questa persona qua, non so perché. Quando ci stava Maradona era Napoli, ora non c'è più Maradona, Napoli non è più. Solo questo ti voglio dire.